Sospeso dalle funzioni pubbliche per un anno è il vicepresidente della regione siciliana, assessore regionale all'agricoltura Luco Sammartino della Lega, indagato anche per corruzione. L'operazione condotta dai carabinieri di Catania è denominata Pandora. Hanno in esecuzione un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di 11 persone, tra esponenti politici, funzionari comunali e imprenditori accusati a vario titolo di scambio elettorale politico-mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, corruzione aggravata, istigazione alla corruzione e turbata libertà degli incanti. Tra gli arrestati c'è anche il sindaco di Tremestieri Etneo Rando Santi, ai domiciliari il suo oppositore politico Mario Ronzisvalle, poi divenuto suo alleato, sospeso invece, come abbiamo già detto, dalle funzioni pubbliche l'assessore regionale e vicepresidente Sammartino. Il provvedimento è stato emesso nell'ambito di indagini del nucleo investigativo dei carabinieri del comando provinciale di Catania, condotte tra il 2018 e il 2021 e coordinate dalla procura distrettuale etnea. Dall'inchiesta, come dicevamo, denominata Pandora, emergerebbero accordi illeciti tra amministratori del comune di Tremestieri Etneo, elementi vicini alla cosca mafiosa Santa Paola Ercolano, che hanno riguardato l'elezione del 2015 dell'attuale sindaco Santi Rando, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per scambio elettorale politico-mafioso e corruzione aggravata. Emergerebbe inoltre anche, secondo la ricostruzione dell'accusa, una strategia dei vertici comunali finalizzata a neutralizzare ogni forma di opposizione politica. Per la procura sarebbe stato l'accordo corruttivo con lo storico consigliere d'opposizione Mario Ronzisvalle. Ronzisvalle è titolare di una farmacia tra Mestieri e Etneo, contesta la procura, anche grazie all'intervento di Luca Rosario Sammartino, principale referente politico del sindaco, all'epoca dei fatti deputato regionale e attuale vicepresidente della regione, e sarebbe stato avvantaggiato attraverso la riduzione del numero delle farmacie presenti nella pianta organica comunale, promettendo in cambio il sostegno elettorale per le elezioni europee del 2019 al candidato sostenuto da Sammartino.